essere. Nel 2011 stuprò una studentessa in stazione a Treviso, un caso che fece grandissimo scalpore in città da 2 settimane. Il responsabile, il colombiano Zuluaga, è un uomo libero. Polemiche. Inchiesta sugli operai morti e malati per esalazioni tossiche. I carabinieri del NOE sequestrano lo stabilimento Marzotto Marlane di Praia Mare, dismesso nel 2004. Alcuni dei vertici indagati. Operazione della Guardia di Finanza di Venezia su vini falsamente etichettati, DOC e IGT. 5 arresti, 60 indagati in tutta Italia, un'indagine partita da Treviso. Lo scorso agosto bloccarono per protesta la strada davanti all'Hotel Paradiso, 90 Padovana. Ora 6 migranti sono stati allontanati. Paura per 2 roghi nella notte, a Verona va a fuoco un capannone industriale, a Preganziol 5 auto distrutte dalle fiamme, si sospetta il dolo. 2 truffatori in azione, si fingono dipendente della regione e direttore di banca, vittime le suore di una comunità padovana. È scomparso a 72 anni l'imprenditore padovano Paolo Sinigaglia, aveva fondato l'azienda di scarpe Simod e portato al successo la compagnia aerea Alpi Eagles. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione, il racconto delle ultime ore. Avete sentito quello che ha suscitato nuove polemiche, è il fatto che sia tornato libero Zuluaga. Di lui ricorderete, si parlò molto nel 2011 e nei mesi successivi a quell'ottobre con lo stupro che fece molto scalpore a Treviso in zona stazione. Ebbene, da alcuni giorni ha finito di scontare la sua pena. Julio César Aguirre Zuluaga, il 31enne colombiano che nell'ottobre del 2011 aggredì e violentò tra via Dandolo e la stazione dei treni una giovane studentessa di 21 anni, è già stato scarcerato. È uscito dalla cella in cui era detenuto nel carcere di Piacenza lo scorso 15 settembre. Da poco meno di 2 settimane il loco, il pazzo, come era soprannominato per episodi precedenti a quel gravissimo fatto di cronaca, è tornato un uomo libero. Era stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione, di fatto ne ha scontati poco meno di 6. Il caso aveva sconvolto Treviso e tenuto la città con il fiato sospeso nei lunghi giorni delle indagini. La violenza avvenne alle 7 del mattino, poi Zuluaga cercò di dileguarsi, riconosciuto da un agente della Polfer dalle scarpe che indossava. Venne cercato in lungo e in largo, ma aveva già preso la via della Francia, dove voleva sparire entrando nella legione straniera. Venne rintracciato grazie a un'intercettazione dalla squadra mobile e arrestato quando ormai l'arruolamento sembrava cosa fatta. Un mese dopo venne estradato in Italia, quindi il processo, con la sua giovane vittima sempre presente, lucida nel ricostruire l'accaduto, determinata a vedere condannato il suo aguzzino. Vittima che oggi, laureata e specializzata in criminologia, sta per tentare l'ingresso in polizia. Una pena esemplare, la detenzione a Santabona, poi a Pordenone, infine a Piacenza. Ad aspettarlo fuori dal cancello non c'era probabilmente nessuno. La madre e la fidanzata si erano rifiutate di riprenderlo in casa. Lui stesso sapeva che a Treviso non avrebbe avuto vita facile, dove si trovi ora non si sa. Chi lo conosce non esclude che possa davvero arruolarsi nella legione straniera e sparire veramente questa volta sotto quel falso nome che già tentò di usare 6 anni fa, Zico Duarte. E poi un 31enne trevigiano andrà a processo con l'accusa di aver abusato di 2 minorenni che erano ospiti di una casa vacanze. È accusato di aver abusato di 2 bambini di 11 e 13 anni, uno trevigiano e l'altro veneziano, che stavano trascorrendo le vacanze estive a Jesolo in una delle case gestite dalla diocesi nel periodo estivo 2010 e 2011. Un trevigiano di 31 anni che all'epoca dei fatti lavorava come animatore all'interno delle 2 strutture turistiche per famiglie è stato dunque rinviato a giudizio per violenza sessuale. Sarà processato il prossimo anno. Gli viene contestata anche l'aggravante di aver agito con abuso di autorità. Tra le accuse anche la detenzione di materiale pedopornografico. L'imputato respinge e cercherà di dimostrare la sua innocenza nel corso del dibattimento. La cooperativa per la quale il 31enne operava è stata citata a giudizio in qualità di responsabile civile, ovvero di soggetto che sarà tenuto a pagare gli eventuali risarcimenti che potranno essere disposti dal Tribunale.
I carabinieri del NOE di Catanzaro hanno sequestrato lo stabilimento Marzotto Marlane di Praia a Mare, dismesso nel 2004 nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Paola sul decesso di 30 operai e la malattia di altri 12 provocati, secondo l'accusa, dalle esalazioni tossiche sprigionate dalle sostanze usate nella produzione. 7 le persone indagate. Una precedente inchiesta si è conclusa nei giorni scorsi con 12 assoluzioni in appello per casi antecedenti a quelli presi in esame adesso. Nella nuova inchiesta, che stamani ha portato i carabinieri del NOE a sequestrare lo stabilimento, sono indagati l'ex sindaco di Praia Mare Carlo Lo Monaco, coinvolto in qualità di responsabile dello stabilimento dal 2002 al 2003, l'ex amministratore delegato del gruppo Marzotto dal 97 al 2001 Silvano Storer, il responsabile dello stabilimento dal 96 al 2001 Vincenzo Benincasa e quello del reparto tintoria dall'89 al 2003 Salvatore Cristallino. Quindi poi l'amministratore delegato e vicepresidente della Marzotto SPA Ernesto Antonio Favrin. Vino in nero e false fatture, ora l'operazione della Guardia di Finanza di Venezia in tutto il territorio nazionale. Ci sono 5 persone che sono state arrestate, 60 invece indagate, il sequestro di beni per 23 milioni di euro. Ci aggiorna in diretta Nicola Zanetti. Nicola. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione a una ordinanza con cui il GIP di Asti ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, ma anche l'obbligo di dimora per altre 2 e il sequestro di beni per un equivalente di oltre 23 milioni di euro. Queste 5 persone avrebbero messo in atto, secondo la Procura, una situazione a delinquere transnazionale finalizzata all'evasione fiscale, alla frode in commercio per migliaia di bottiglie di vino e anche al riciclaggio. Una indagine avviata da Venezia che porta adesso all'esecuzione la Procura della Repubblica di Asti, ma che, come dicevamo, è nata in Veneto perché tutto è nato da un controllo, una verifica fiscale avviata dalla Guardia Tributaria, dalla Polizia Tributaria di Venezia nei confronti di un'azienda agricola trevigiana che era risultata aver imbottigliato e immesso in consumo in ambito nazionale ma anche comunitario vini bianchi, rossi e rosati da tavola falsamente etichettati IGT. Dai successivi riscontri di polizia giudiziaria è stato appurato che oltre 254.000 bottiglie di vino erano state cedute a un'impresa del Cunese che a propria volta le aveva distribuite sui mercati italiano e nord europeo, con altro vino delle medesime caratteristiche reperito da altri operatori. Queste perquisizioni eseguite nei confronti della rete di società risultate coinvolte in questo giro hanno permesso di sequestrare nel complesso 150.000 bottiglie di vino fraudolentemente etichettate DOC e IGT, nonché una documentazione contabile ed extracontabile attestante il trasporto di ingenti quantitativi di vino verso il Regno Unito, il Belgio e la Germania. Per ora è tutto, a voi la linea. Grazie Nicola Zanetti. Intanto ricorderete, forse avevano protestato lo scorso agosto davanti all'Hotel Paradiso a Noventa Padovana. Ora quei migranti sono stati allontanati. Lo scorso 16 agosto, poco dopo l'arresto di un profugo sorpreso a spacciare nel parco pubblico di Via Salata a Noventa Padovana, un gruppetto di migranti era sceso in strada a protestare bloccando il traffico davanti all'Hotel Paradiso, la struttura d'accoglienza che li ospita. Tutti i partecipanti alla protesta sono stati identificati, si tratta di 9 profughi, 6 di loro sono già stati allontanati, compreso il profugo che aveva spacciato la droga, altri 3 sono ancora in hotel. Un incendio poi rivampato nella zona industriale di Verona all'interno di un capannone adibito a magazzino di articoli per la casa. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute da Verona a Trento con i volontari di Bovolone utilizzando una decina di automezzi antincendio, tra cui 2 autoscale. I 18 pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno interessato l'intero deposito di oltre 1000 metri quadrati che è andato completamente distrutto. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dell'ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco. Qualcosa di simile è avvenuto invece la notte a Preganziol nel Trevigiano, dove qualcuno ha dato alle fiamme 5 auto.
tu hai fatto dei video? Sì, sto facendo. Improvviso e feroce il rogo che ha illuminato via Monte del Sale a Preganziol alle 5 di questa mattina, svegliando di soprassalto i residenti. Come si vede bene da questi video, ripresi col cellulare da uno dei proprietari, le fiamme hanno completamente avvolto 5 auto presenti nel parcheggio di un residente. Abitanti della via scesi in strada allarmati e preoccupati. Andiamo indietro per piacere, che se succede qualcosa. Ma andiamo qua. Non so se Giacomo è uscito, vado a vedere magari. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte immediatamente sul posto, hanno lavorato fino alle 8 per spegnere l'incendio e per mettere in sicurezza il luogo. Alla fine le fiamme hanno completamente divorato 3 vetture e danneggiato le altre 2. Le cause sono al vaglio del nucleo investigativo antincendio, anche se pare ci siano pochi dubbi sulla natura dolosa dell'incendio. Ora una storia che ha dell'incredibile. L'ultima foto su Instagram è datata 20 settembre, la ritrae sdraiata a bordo di una piscina, abito nude look, tacchi a spillo. Stiamo parlando di Kiran Mataroe, che è stata arrestata all'aeroporto Marco Polo di Venezia in esecuzione di un mandato di cattura internazionale spiccato nei confronti suoi e della sorella. Procaci, esibizioniste, nonché molto facili alla socializzazione, quanto basta per venire accostate alla celebre famiglia armeno-statunitense delle Kardashian. Le due sono protagoniste di un intrigo intercontinentale imperniato su un maxi ricatto a luci rosse. Fa clamorosamente tappa in Veneto dunque questa vicenda. Verso la fine di dicembre Kiran e Yoti erano state incarcerate già in Nigeria con l'accusa di aver minacciato tramite filmati hard ben 274 uomini con cui sarebbero andate a letto. Se le vittime non avessero pagato ingenti somme di denaro, quelle notti bollenti sarebbero state rese pubbliche su un sito web. Nel mirino finì anche un noto petroliere con una ricchezza personale stimata in quasi 2 miliardi di dollari. Le ragazze si difendono: non siamo escort, è tutto un complotto contro di noi. Ora l'arresto, come dicevamo, all'aeroporto Marco Polo. Ci spostiamo invece a Padova, scusate, in diretta c'è Valentina Visentin, credo sia appena conclusa la conferenza stampa. Valentina, si parla di droga, ci sono nuovi arresti. Sì, torna l'eroina a Padova dopo la pausa estiva, un'operazione antidroga dei carabinieri di Padova ha portato al sequestro di quasi mezzo chilo di eroina in stazione. I carabinieri ieri sera infatti hanno firmato un giovanissimo, un 19enne albanese, e l'hanno visto agitato vicino alla stazione e nei pantaloni aveva un panetto di mezzo chilo di eroina purissima. Se tagliata questa eroina poteva arrivare fino a 1 chilo, il suo valore era di circa 100.000 euro. I carabinieri hanno detto che appunto l'eroina sta ritornando prepotentemente sulle piazze padovane, ma c'è stata anche un'altra operazione antidroga dei carabinieri di Piove di Sacco, che invece hanno arrestato un 28enne tunisino che insieme ad un complice, che invece è stato denunciato da mesi, spacciavano cocaina e altre droghe nei bar e nei parchi pubblici del Piovese, in particolare in zona Piove di Sacco, Sant'Angelo di Piove, Saonara e Codevigo. Migliaia le cessioni documentate dai carabinieri, e dopo aver sentito alcuni acquirenti il tunisino è stato arrestato, acquirenti che erano tutti giovanissimi. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentina, altri aggiornamenti a partire dalle 18:30. Dunque ora un'altra notte di esplosioni per quanto riguarda la zona del Veneziano, bancomat ancora nel mirino, questa volta a Musile di Piave. A distanza di un giorno dai 5 bancomat assaltati in giro per il Veneto, tra cui uno andato a segno a Campolongo Maggiore, è stato colpito un altro sportello nella notte, quello della filiale Montepaschi di Siena a Musile di Piave, in piazza Libertà. Una deflagrazione potente che ha svegliato tutto il vicinato, sceso in strada nel cuore della notte per capire cosa fosse successo. Il bancomat è stato sradicato e gli interni della filiale compromessi, ancora da quantificare l'entità del bottino. Sul posto sono giunti poco dopo i carabinieri per effettuare i primi rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare indizi utili a stanare i colpevoli, che con tutta probabilità fanno parte della stessa banda che agisce ultimamente per il Veneto. Nel frattempo è stato invece quantificato il bottino del maxi colpo alla Carive di Campolongo Maggiore, si aggirerebbe intorno ai 40.000 euro.
È scomparso a 72 anni l'imprenditore padovano Paolo Sinigaglia. Aveva reso famosa in tutto il mondo la Simod, l'azienda di scarpe, ambita e con contratti anche con Nike e non solo, e poi portato al successo, ricorderete, prima del tracollo, la compagnia aerea Alpi Eagles. Era ricoverato in ospedale da qualche giorno, ma le condizioni sono improvvisamente peggiorate e non ce l'ha fatta. Paolo Sinigaglia è stato stroncato da un'emorragia cerebrale all'età di 72 anni. Imprenditore di grande successo con l'azienda Simod e poi alla guida della compagnia aerea Alpi Eagles, ha conosciuto però alla fine degli anni 90 un rapido e irreversibile declino. Originario della Bassa Padovana e primo di 5 fratelli, orfano a soli 12 anni, aveva avviato appena maggiorenne una fabbrica di suole di gomma e stivali grazie a un brevetto, e aveva poi invaso con i suoi prodotti il mercato dell'Est Europa. Legato poi alla Formula 1 con la Minardi, al rugby con il Petrarca e alla politica con Forza Italia, nel 1996 rileva la compagnia aerea Alpi Eagles, che dopo un periodo di successo fu travolta dai conti in rosso e dichiarata fallita nel 2011. Molti amici, specie politici, gli voltarono le spalle e negli ultimi anni aveva conosciuto momenti difficili. Il funerale si celebrerà nel Duomo a Padova venerdì alle 15:30. Una storia che ha dell'incredibile, perché sono due i truffatori protagonisti che però se la prendevano con delle suore. A Padova truffa da 4.000 euro, vittima una comunità di suore. Un falso direttore di banca e una falsa dirigente della regione hanno convinto la madre superiore a versare 4.000 euro su una carta ricaricabile per restituire una parte di 26.000 euro promessi alle suore per un ricorso vinto 4 anni fa, ovviamente del tutto inventato. Sembra che collegata a questa truffa ce ne siano molte altre, indagini in corso della questura. Paura in una palazzina a Valdagno dove decine di persone si sono sentite male, tre i bambini che sono ricorsi alle cure dei sanitari. Aggiornamenti dal Vicentino. Paura ieri sera a Valdagno, in un condominio dove sono state evacuate 17 famiglie e 3 bambini sono finiti in ospedale per accertamenti. È accaduto verso l'ora di cena, quando i primi a stare male sono stati proprio i bambini. Bruciori alla gola e nausea, alcuni dei sintomi avvertiti dalle persone, una decina quelle che si sono sentite male. Uno dei bambini ha accusato vomito e un'irritazione cutanea. Sul posto sono immediatamente intervenute il 118 e i vigili del fuoco, che da un primo accertamento hanno verificato la presenza di un forte odore di acido provenire dal vano scale, e da qui la decisione di evacuare lo stabile. E intanto anche sulle tavole dei vicentini c'è la paura del tonno spagnolo all'istamina, ritirata dal commercio le scatole di tonno all'olio di girasole da 80 grammi della marca portoghese Algarve. L'istamina provoca sintomi variabili a seconda della quantità e delle reazioni della singola persona, ma nei casi più gravi può portare un brusco calo della pressione arteriosa fino al collasso cardiocircolatorio. Ci fermiamo per qualche istante e poi altre novità, vi aspettiamo. Torniamo in diretta, quindi altre novità. Vi ricordiamo intanto come contattare la redazione di Antena 3 se ci sono problemi cui non trovate soluzione da soli, raccontateli ai nostri microfoni, poi cercheremo una via insieme. Redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, sms al 351 1755 340. Allarmanti i risultati dei monitoraggi effettuati nei mesi scorsi sul tratto di laguna di fronte a Punta San Giuliano. Spostiamoci nel Veneziano. Noi stiamo perdendo dal 2000 almeno dai 20 ai 25 centimetri di fondale, tenendo conto che parliamo di fondali che vanno da 60 ai 120 centimetri, quindi un calo di più del 30% in pochi anni. Il dato è stato diffuso in giornata dalla consulta della Laguna Media, al termine di un lavoro di misurazione durato mesi sulle acque di fronte a Punta San Giuliano. Noi abbiamo voluto verificare, insieme con gli appassionati del Polo di San Giuliano, che sta succedendo al fondale, alle acque che stanno davanti al Polo di San Giuliano. Prima di tutto abbiamo un interramento che procede come previsto, che ci porterà alla scomparsa dello specchio acqueo, come è successo dalla parte destra del ponte, dalla parte sud. Tra le cause del fenomeno l'intorbidamento provocato dalle eliche dei motoscafi e soprattutto l'effetto diga causato dal Ponte della Libertà, i cui archi sono ormai quasi completamente ostruiti. I lavori in corso in questi giorni, spiegano i componenti del gruppo di lavoro, non sono assolutamente sufficienti a contenere il fenomeno che sta rapidamente trasformando quel tratto di laguna in terraferma.
I lavori ci sono, ma vanno a rilento e riguardano solamente 3 archi del ponte, altri 5 dovrebbero partire a cura del provveditorato, però per il momento non si vede nessuna traccia reale. Poi lo scivolone del Telegraph, noto giornale inglese, che scambia una veduta famosissima di Bassano per la città di Mantova. Il Veneto non è soltanto Venezia, c'è molto altro da scoprire in quest'angolo di nord-est d'Italia. Comincia così il servizio di The Telegraph, versione online, nella sezione viaggi del noto giornale anglosassone. Si descrive un possibile tour alla scoperta di Padova, Treviso e Castelfranco, Vicenza e Bassano. Splendida cittadina quest'ultima, ai piedi delle Prealpi, dove il fiume Brenta scorre fino a buttarsi nell'Adriatico, rinomata per la sua grappa. Città da cartolina, tanto da comparire in una delle 2 foto che corredano l'articolo. Nessuna menzione del Ponte Palladiano, nonostante quella pubblicata sia proprio l'iconica veduta di Ponte Vecchio. E infatti errata è anche la dicitura che accompagna l'immagine. Qui lo scivolone dell'esperto di viaggi. La foto in questione attribuisce la veduta alla città di Mantova, altra località fin dove il viaggiatore si spinge per questo piccolo viaggio, varcando, ma anche questo non è ben specificato, il confine del Veneto, in visita alla città tanto cara a poeti e scrittori. Per The Telegraph questa foto ritrae dunque Mantova e non Bassano del Grappa, uno scivolone poco british. Solo per ricordarvi adesso gli ospiti delle nostre trasmissioni, oggi tra poco insieme alla CGIL rispondiamo alle vostre domande, come sempre sui temi di pensioni, non solo, oggi parleremo anche di invalidità, licenziamenti, quindi vi ricordo tra poco c'è ore 13 con Paolino Barbiero, segretario dello SPI CGIL Pensionati, e Giulia Busato del patronato Inca. Questa sera 20:10 con Daniela Sizia, Roberto Grigoletto che è il vice sindaco di Treviso e Mario Conte, capogruppo della Lega Nord a Treviso. Si parlerà di degrado ma ovviamente anche di campagna elettorale ormai iniziata. Adesso le previsioni meteo, ci rivediamo a partire dalle 18:30, buona giornata. Prosegue il bel tempo stabile sulle nostre regioni, vediamo insieme le previsioni per giovedì 28 settembre. Sul Veneto tempo asciutto e con ampio soleggiamento, una maggiore nuvolosità è attesa sui settori alpini, sulle alte pianure e sulle aree occidentali, ma senza altre conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 20 e i 23 gradi, valori minimi tra 11 e 15 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo bel tempo prevalente con ampio soleggiamento ovunque, possibili soltanto un po' più di nubi irregolari sui settori alpini e sulle alte pianure, ma saranno del tutto innocue. Temperature massime tra 22 e 23 gradi, minime tra 12 e 13 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sulla nostra regione continua ad essere stabile e soleggiato, anche se va evidenziata una parziale nuvolosità. Temperature massime previste tra 24 e 27 gradi, valori minimi attesi tra 12 e 15 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci.